La dottoressa Randaccio ora ci illustrerà l'aspetto tecnico insieme all'avvocato Scifo. Prego, dottoressa. Grazie, buonasera a tutti. Non mi dilungherò molto, però voglio fare alcune precisazioni. Innanzitutto ringraziare il Presidente Cappellacci, non con l'enfasi e l'innamoramento di chi mi ha preceduto, però lo dobbiamo ringraziare perché il Presidente è stato una persona lungimirante, cioè lui ha capito delle cose che gli altri non capivano e non capivano da tanto tempo. I nostri politici, esattamente da 64 anni, i nostri politici non avevano capito che c'era un diritto che doveva essere rispettato. Noi come movimenti abbiamo fatto una cosa semplicissima, che però è stata faticosa. Forse l'onorevole Peru non sa quanto faticoso sia stato contattare 300 e passa sindaci, andare a convincere tutti quelli che ci davano del matto, pifferaio magico, evitiamo, non vi dico altro, però vi assicuro che ci sono state molte definizioni poco simpatiche da parte di tanti politici di tutti i partiti che non credevano che noi movimenti potessimo andare a rivendicare una cosa vera. Ci hanno preso per matti, pocos locos vuol dire in spagnolo, vuol dire matti. Però io a questo punto dico a tutti noi, non facciamoci dare del matto, dai locos, dai nostri figli. È scaduta l'ora. È arrivato il momento che noi tutti insieme rivendichiamo i nostri diritti nei modi giusti, perché non basta andare a fare il capipopolo, ad andare a convincere la gente con grandi discorsi e con grande enfasi che i diritti ci spettano. Se non gli raccontiamo come si fa a rivendicare i diritti come è successo per 64 anni, non ce li ha dati nessuno. Noi siamo andati, noi movimenti, siamo andati tra la gente a raccontare, non chiacchiere, noi siamo andati tra la gente a dare dei documenti, a fare degli excursi, siamo andati a consegnare delle leggi, degli excursus giuridici, per cui nessuno ha potuto mettere in dubbio quello che noi raccontavamo a termini di legge. Convincere 300 sindaci, e adesso sono diventate 340, badate bene, che quello che stavamo raccontando non erano sciocchezze, ci è voluta tanta fatica e tanto tempo, perché noi siamo qui non da 6 mesi, siamo qui da anni di lavoro. Questa è la conclusione di un lunghissimo lavoro fatto in mezzo alla gente, fatto contattando i politici e contattando i sindaci soprattutto, e convincendoli che i tempi non erano maturi, ormai non c'era più tempo, perché il 24 giugno questo diritto noi lo andiamo a perdere. E ancora io sono qui per dire al nostro presidente che non ci possiamo fidare né dell'Italia né dell'Europa, per cui chiediamo oggi al presidente che deliberi prima del 23 giugno. Noi dobbiamo notificare all'Italia, all'Europa, che noi ci siamo attivati come zona franca al consumo, badate bene, questo dobbiamo notificare.
E che pretendiamo dallo Stato italiano? Che ci riconosca i diritti speciali su questi beni a consumo, badate bene, quelli che lo Stato italiano dal 1973 sta riconoscendo a Livigno, alla Valle d'Aosta, alla provincia di Gorizia. Spettano anche a noi sardi quei diritti, cioè i diritti sono che noi dobbiamo vivere senza IVA e senza CISE, l'avete capito? Noi dal 1973 stiamo pagando più di quello che ci compete. E lo sto dicendo agli avvocati, ai notai, ai commercianti. Qui nelle zone franche l'IVA non esiste. Chiunque vi dica il contrario sta raccontando balle. E la strada non è vero che è lunga, la strada è corta, è cortissima, basta conoscerla. Allora, noi non siamo tecnici, non andiamo ad aggiustare i frigoriferi e lavatrici. Diciamolo una volta per tutte, avvocato Scifo, noi siamo dei giuristi, siamo dei professionisti che quindi sanno dare dei buoni consigli ai politici. Il problema è trovare il politico che capisce. La dottoressa Maria Rosaria Landazzo sta accendendo Presidente, la come sto solito. Io non le so fare le sviolinate di Antonello Peru, però le vogliamo molto bene, tutti noi, tutti i sardi, e sappiamo che solo lei ci ha ascoltato, ci ha saputo ascoltare e ha saputo anche leggere e studiare. Perché le cose che gli abbiamo lasciato a lui e alla dottoressa Zedda, badate bene, Alessandra Zedda, non ce la dimentichiamo. La dottoressa Zedda, la prima volta che ci ha ricevuto ha detto: raccontatemi tutto, io non ne so niente. Avete capito? Ha ammesso, perché è una persona intelligente e colta, perché nessuno può sapere tutto di tutto. Chi dice che sa tutto non sa niente. Bisogna ascoltare le persone che conoscono la materia specifica. Io la conosco per un semplice motivo, che ho lavorato 40 anni dentro il Ministero delle Finanze e tutta la storia della zona franca è dentro le leggi fiscali, cosa che i politici non hanno né mai capito né mai potuto studiare perché non l'avevano capito. Invece grazie alla Zedda, grazie al presidente Cappellacci, che sono laureati in economia e commercio, hanno capito subito che noi non stavamo raccontando balle. Il nostro diritto bisogna, per poterlo rivendicare, dobbiamo conoscere, come vi ho detto, l'escursus giuridico. E questo è quello che abbiamo dato ai sindaci. E io questo escursus giuridico l'ho messo già a disposizione, io, l'avvocato Scifo, l'abbiamo già messo a disposizione di tutti i sindaci della Sardegna, quelli che hanno legiferato e hanno dichiarato il loro territorio zona franca. Guardate bene, prima del 23 giugno sicuramente noi, qualche sindaco, farà la delibera, badate bene. Presidente Cappellacci, noi le chiediamo, siamo qui perché come movimenti, ripeto, siamo una piccola rappresentanza, ma siamo tanti, basta entrare in rete e sappiamo che lei ci va, sa perfettamente quanti siamo. Siamo qui per chiedere innanzitutto a lei come ci dobbiamo comportare a Roma, che accoglienza avremo. Lei solo ci può dare delle assicurazioni e ci può raccontare i suoi contatti, ma siamo qui anche come comitati per dimostrare a tutti quanti che questo incontro è un incontro storico, è un incontro che lascerà il segno nella storia della Sardegna e dell'Italia, perché badate bene, i sardi che tutti insieme si muovono con una bandiera bianca che non ha colori politici, ma soltanto dove c'è scritto soltanto zona franca, è una bandiera che verrà ricordata nella storia di questa terra, perché noi finalmente uniti rivendichiamo dei diritti negati e dei diritti che soltanto in questo momento storico potevano essere rivendicati dal presidente che ci rappresenta. Ma se il presidente fosse stato di sinistra anziché di destra, gliel'avremmo chiesto lo stesso. Guardate bene, non lo stiamo chiedendo perché e né lui ce lo sta dando. Questo era importante ribadirlo. Però il presidente Cappellacci verrà ricordato nella storia, guardate bene,
perché anche lui con tanta umiltà si è messo a studiare le cose che probabilmente l'università non vengono scritte neanche nei libri, perché sicuramente in economia e commercio non si studia il DPR 633 del 72, che è la legge sull'IVA, e basta andare a leggere lì l'articolo 7 e capiamo tutti. Scusate se vi ho annoiato o mi sono dilungata, però queste precisazioni le dovevamo fare a tutti noi. Grazie e buonasera a tutti. Molto incisivo, meno tecnico del solito l'intervento della dottoressa Maria Rosa Landaccio. L'avvocato Scifo. Scifo. Buonasera a tutti, sono contento di essere qui a spiegarvi in poche parole che cos'è la zona franca e perché ci siamo messi in testa di fare attuare la zona franca in Sardegna. Allora, innanzitutto noi pensiamo che la zona franca sia uno strumento di politica economica che ci possa consentire di invertire la rotta su quella strada che abbiamo intrapreso, che in questo momento ci sta portando verso la recessione e verso un burrone verso il quale noi corriamo con una benda sugli occhi. Noi pensiamo che la zona franca sia lo strumento che consente invece di ricominciare a produrre in Sardegna, di attirare gli investimenti in Sardegna, di fare in modo che si venga in Sardegna e si resti in Sardegna, cioè la Sardegna sia attrattiva, sia un posto dove è bello vivere, dove è bello venire, dove è bello trasferirsi. E per far questo noi pensiamo che basti semplicemente utilizzare gli strumenti giuridici che abbiamo, e gli strumenti giuridici che abbiamo noi li abbiamo trovati, non c'è niente da creare. Noi avevamo uno statuto e ce l'abbiamo tuttora, uno statuto che ci dava questa possibilità. Abbiamo una legge che è stata fatta nel 1998 dallo Stato italiano, che ha pensato che potesse essere uno strumento non per porre la Sardegna in contrasto con lo Stato, ma uno strumento per fare della Sardegna la regione propulsiva dello Stato italiano, la regione dove si produce, la regione dove anche le altre imprese italiane vengono a investire e a creare lavoro e impresa. A questo serve la zona franca. Serve ad aumentare i consumi, serve a far diminuire il prezzo della benzina, il prezzo del gasolio, a diminuire i costi che noi dobbiamo pagare ogni giorno se lavoriamo, per poter produrre ricchezza, per poter produrre beni, per poter produrre qualsiasi cosa. Come ha detto prima il nostro ospite, che ha parlato per prima, l'onorevole Peru, la Sardegna sconta un costo maggiore di tutte le altre regioni. E noi pensiamo che la zona franca sia lo strumento che ci consente di superare questo gradino che ci separa dagli altri. Ma che cos'è quindi che si deve fare? Si deve applicare la legge esistente, il decreto legislativo 75 del 1998, che ha già istituito le zone franche in Sardegna e che ha dato la possibilità di estendere a tutta l'isola questo beneficio. E badate bene, stiamo parlando di un beneficio che non è un sogno, che non è una cosa impossibile, lontana, che si trova lì distesa sull'orizzonte. No, è una cosa che abbiamo a portata di mano. Ed è questo che siamo andati a spiegare in 100 paesi della Sardegna con la dottoressa. Che noi possiamo stendere la mano e prendercela questa zona franca, perché ci spetta. E non solo. Il 24 andremo a Roma per spiegare allo Stato italiano che la zona franca conviene anche allo Stato italiano, la zona franca in Sardegna, perché la Sardegna può essere la piattaforma dell'Italia nel Mediterraneo. Noi abbiamo avuto una legge regionale, la legge numero 10 del 2008, che ha attribuito alla giunta regionale il potere di promuovere e attuare questo strumento. E quindi questo potere ce lo prendiamo e andremo a Roma a dire proprio questo. Porteremo la nostra delibera regionale al Presidente del Consiglio o al rappresentante del governo che ci riceverà e gli diremo che la Sardegna sarà uno strumento
che risolleverà l'Italia, non solo la Sardegna. E non sto esagerando, non sto esagerando, perché io vi faccio soltanto un esempio. Vi faccio soltanto un esempio per farvi capire ciò di cui stiamo parlando. Livigno è un comune di 6.000 abitanti che fino al 73 non aveva un albergo. Adesso questo comune di 6.000 abitanti, che è in montagna, irraggiungibile, un posto lontanissimo da tutto, ha 180 alberghi, 1,5 milioni di presenze di turisti all'anno. Vi immaginate cosa potrebbe fare la Sardegna con gli stessi strumenti di Livigno, che sono quelli che stiamo chiedendo, cioè l'extradoganalità? Esattamente. E la Sardegna dov'è? È in mezzo al mare. Noi possiamo sfruttare le nostre enormi potenzialità e lo faremo perché abbiamo sia le capacità che gli strumenti giuridici per farlo, e soprattutto abbiamo la voglia di farlo. Abbiamo la voglia di superare le divisioni politiche, e oggi noi siamo qui proprio per questo, malgrado ci sia qualcuno che pensa che questo sia uno strumento che viene in qualche modo impugnato dagli uni contro gli altri, o comunque da una parte politica rispetto all'altra. No, non è vero, noi non siamo di nessuna parte politica, siamo trasversali, e i movimenti sono di tutte le parti politiche. Sono persone che hanno avuto l'umiltà di andarsi a vedere quelle che sono le leggi che regolano la nostra vita sociale, e hanno pensato che tra queste ce ne sono alcune che possono essere utilizzate e che quindi devono essere utilizzate. Quindi non stiamo parlando di una cosa che andiamo a cercare in un mondo fantastico, stiamo parlando di leggi che ci sono, e io ve le posso indicare una per una, perché vi dirò l'articolo 12 dello Statuto, come ho detto prima, il decreto legislativo 75 del 98 che ha istituito le zone franche, la legge regionale 10 del 2008, le delibere fatte dal presidente Cappellacci e dalla sua giunta nello scorso febbraio, che hanno prospettato questa possibilità di fare la zona franca integrale per la prima volta, perché bisogna riconoscere, e qui non stiamo facendo sviolinate, bisogna riconoscere il merito a chi ci ha ascoltato e a chi ci sta ancora ascoltando. Perché noi siamo trasversali, e così come riconosciamo al presidente Cappellacci i suoi meriti, li riconosceremo anche agli altri che con umiltà verranno insieme a noi a rivendicare questo diritto. Perché qui, come si è detto prima, non ci sono primogeniture. Noi non cerchiamo né una candidatura né una vittoria in qualche strana battaglia personalistica, no, noi abbiamo semplicemente un obiettivo, la zona franca, e questo obiettivo, vi assicuro, lo realizzeremo. Bene, questa certezza fa piacere sentirla. Ho dimenticato di dire l'ultima cosa: il 24 andremo a Roma e faremo l'appello di tutti i sindaci della Sardegna che hanno deliberato. Faremo l'appello lì a Piazza Montecitorio e tutti i sindaci dovranno venire, perché si devono assumere le loro responsabilità, ed è giusto che lo facciano. Bene, giusto. Grazie Avvocato. E ora il nostro coordinatore Settimo Nizzi. Grazie a tutti, grazie per avermi invitato in una serata laddove si parla di presenze, di figure istituzionali o di politici o di persone normali che vengono qui e si tolgono la maglietta o dovrebbero togliersi la maglietta. Io sono venuto con la maglietta del Popolo della Libertà, e dico che io sono per la zona franca integrale della Sardegna. Se non stiamo attenti e se non stiamo uniti e se non mettiamo da parte le divisioni che da sempre albergano all'interno delle nostre menti, noi sardi siamo fatti apposta, nasciamo con un DNA fatto apposta per farci dispetti. Una volta tanto nella vita riusciamo a stare uniti,
a mettere da parte le divisioni, a mettere da parte la voglia di prevalere dal punto di vista politico gli uni sugli altri. Non facciamo altro che far battaglie perché pensiamo che magari noi siamo più bravi degli altri, perché magari gli avvocati pensano di essere più bravi dei politici, perché i medici pensano di essere più bravi degli ingegneri, perché il muratore è più bravo di quelli che aggiustano le biciclette. Però poi alla fine chi salvaguarda l'intera comunità? La possiamo salvaguardare soltanto col nostro sforzo, stando uniti, lavorando assieme per un fine che è quello di dare speranza ai nostri figli. Stiamo cadendo nel baratro, ci siamo già nel baratro, ci siamo già. Chi ha la possibilità di andare a vedere quello che succede anche a 2 passi da casa, o nella vicina Corsica, o dalle altre parti nel Mediterraneo, in altri paesi che fanno parte della comunità europea, ci si accorge di quanto ci stiamo arretrando. La difficoltà che abbiamo a creare sviluppo, a creare lavoro, a dare prospettive alle nostre famiglie, alla nostra gente. E allora sicuramente buona parte della colpa è nostra, della classe politica, ma non è soltanto